Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Tenuta Polvaro, una delle tenute del Veneto orientale, siamo nel comune di Annone Veneto, benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Perché siamo qui? Perché vogliamo raccontarvi la vendemmia 2019 attraverso un incontro organizzato da CIE Venezia proprio in questi locali. Le tendenze, il mercato, l'entrata economica, ma anche i timori per la Brexit e per i dazi, tutto questo verrà discusso questa sera. Andiamo a sentirli insieme. E ora siamo all'interno della tenuta Polvaro, dove tra qualche istante comincerà la serata dedicata alla vendemmia 2019. Siamo con il presidente di CIE Venezia, Paolo Quaggio. Buonasera Presidente. Buonasera. Perché avete organizzato questa serata? È una serata che noi organizziamo in pratica tutti gli anni a fine vendemmia, quindi a fine annualità del vitivinicolo, per dare un po' il senso di quella che è stata l'annata e poi per vedere quelle che sono gli sfoghi del mercato, quali sono le problematiche che insistono soprattutto per la vendita all'estero e quant'altro, per cui approfittiamo di questi momenti. Poi in serata avete invitato anche, diciamo così, una delle punte di diamante del Prosecco a tenere la sua relazione. Perché avete puntato anche per il Prosecco qui, dove ad esempio il Pinot Grigio e gli altri prodotti, diciamo così, sono molto importanti? Ma sicuramente può essere ad esempio per quello che riguarda l'organizzazione per esempio dei vari consorzi o delle varie cantine e quant'altro, però il traino secondo me che fa il Prosecco è così sostanziale che non poteva mancare in una serata del genere. Va bene, ringraziamo il Presidente Quaggio, adesso noi ci vediamo come sempre i titoli e poi proseguiamo in questa serata. Primi dati sulla vendemmia appena conclusa, ma anche prospettive di mercato sia interno che estero e ancora sostenibilità ambientale, diversificazione nella produzione per un comparto dove oltre al Prosecco ora si pensa anche a vini rossi corposi per il mercato cinese costantemente in crescita. Rendicontari danni agricoli subiti il 2, 6 e 7 agosto scorsi nelle province di Treviso, Verona e Rovigo per accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale. La procedura è stata approvata questa settimana dalla Giunta regionale del Veneto. Tiene il mercato del cacao veneto. All'inizio della raccolta, nonostante un calo di produzione stimato nel 15%, la remunerazione rimarrà soddisfacente, merito della qualità offerta. Sono le viole del pensiero o mammole, ma per tutti sono i pansè, fiori invernali che colorano la stagione più fredda e spoglia dell'anno. Con Adriano Favaretto i consigli per un balcone fiorito fino alla prossima estate. Chi era il Beccamorto e cos'erano le fiammelle che un tempo illuminavano i camposanti? A raccontarcelo Gianni Marini della Pastoria del Borgofuro, per non dimenticare gli antichi riti contadini del mese di novembre. Gian Michele Passarini, presidente di CIE Veneto, ha appena terminato il suo intervento, ha puntato molto sul tema del vino veneto, che in termini di export è il 35% di tutto il prodotto italiano, quindi non poco. Beh certo, un brand importantissimo, un traino che ha dei numeri impressionanti, ma che allo stesso tempo ha la necessità di essere anche monitorato e tutelato rispetto a ciò che sta accadendo. Pensiamo a cosa potrà comportare Brexit per quanto riguarda ad esempio le nostre denominazioni d'origine, i dazi americani che per fortuna in questo momento ci stanno risparmiando ma sono all'orizzonte, e poi anche la Germania stessa, un mercato che era in forte traino ma sta subendo dei rallentamenti, quindi è chiaro che oggi noi come Confederazione Italiana Agricoltori ci poniamo anche questi temi. In una parola, il nostro vino veneto
Al di là dell'export come sta andando? Crescendo stabile oppure è un momento di sofferenza? No, diciamo che l'abbiamo visto anche dai dati, siamo in un momento di trend lineare, però voglio dire, noi non dobbiamo temere questo, perché il nostro è un sistema produttivo con gli anticorpi, è legato ad un territorio, è legato ad una tradizione, quindi sicuramente nelle sfide europee e internazionali potremmo dire la nostra. Grazie al Presidente di CIA Veneto, adesso come sempre le notizie per quanto riguarda l'agricoltura veneta. La Giunta regionale ha approvato la richiesta per la conta dei danni agricoli nelle province di Treviso, Verona e Rovigo da presentare al Fondo di Solidarietà Nazionale. La richiesta riguarda danni subiti a tetti e fabbricati, a ricoveri agricoli, serre e frutteti, ma anche sistemi di protezione come reti antigrandine. Le richieste di risarcimento riguardano le avversità atmosferiche subite il 2 e il 6 e 7 agosto scorsi. Qualità buona, prezzi più che discreti, anche se c'è da registrare un calo del 15% sulla produzione. Questa è la fotografia del caco veneto all'inizio della raccolta, che proseguirà in campagna fino a dicembre. L'altalena della produzione in Cina ha completamente scompaginato il mercato dell'aglio, sia in Europa che in Italia. A farne le spese anche l'aglio veneto che, per quanto sia un prodotto di nicchia, soprattutto nel Polesine ha uno dei suoi punti di forza. Dopo un'iniziale impennata della domanda, ora sia da noi come per il resto di magazzini europei è marcata la giacenza di prodotto con forti deprezzamenti. Attualmente i valori di mercato internazionali sono intorno a $1,60 al chilogrammo. Vendemmia 2019 sta proseguendo l'incontro organizzato da CIA Venezia, siamo con Giuseppe Facchini, responsabile del settore vitivinicolo proprio di CIA Veneto, e nel suo intervento ha puntato molto sulla valorizzazione. Sì, certo, è un obbligo che ci sentiamo forte, è nostro, le associazioni di categoria devono affiancare i consorzi di tutela in questa opera fondamentale che è la valorizzazione di un prodotto che è locomotiva economica, ma non solo, di un settore importantissimo per il territorio come l'agricoltura. Come sta andando questa annata dal suo punto di vista? Beh, l'annata 2019 la definirei fantastica per qualità, un equilibrio accettabile, positivo tra quantità e qualità. Si può dire che non è solo Prosecco il Veneto? Assolutamente sì, il Veneto non è solo Prosecco, anche se le maggiori denominazioni Prosecco e Pinot Grigio da sole rivestono il 50% del territorio vettato del Veneto. Proprio una pennellata l'ha data alle colline UNESCO come opportunità di implementazione sulla promozione dei prodotti del territorio. Le colline, il patrimonio dell'UNESCO assolutamente diventeranno una risorsa fondamentale per la valorizzazione del territorio. Noi sappiamo che alcuni vincoli ci toccheranno, ma siamo ben felici di accettarli perché questo sarà il futuro del territorio attraverso i flussi turistici che ci aspettiamo saranno importanti. Senta, lei ha anche toccato un ultimo tema legando le colline Prosecco al Prosecco e a chi invece quel termine non lo vuole neanche più usare. Credo che prima di fare una scelta del genere bisogna essere in grado di affermare fortemente un brand che si sostituisca a quello che adesso è il vero locomotore. Bene, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi proseguiremo questo viaggio attraverso la vendemmia 2019 con l'incontro di CIA Venezia. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitar. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. Seconda parte di Agricoltura Veneta, stiamo parlando della vendemmia 2019 e siamo con uno dei relatori, ovvero il professor Vasco Boatto dell'Università di Padova. Buonasera. Senta, abbiamo appena finito di sentire la sua relazione e cominciamo da una serie di parole chiave. La prima che mi sono segnato è mercati imbalsamati. Sì, a livello mondiale il mercato del vino non presenta grande dinamismo. Complessivamente la produzione oscilla per variazioni climatiche, mentre i consumi tendono a essere sostanzialmente stabili. Diciamo stabili, leggermente in discesa, questo naturalmente come suggerimento a chi volesse ripartire con investimenti su vitigni nuovi.
Allora, qui bisogna fare un po' di chiarezza. Il Prosecco continua, per nostra fortuna, ad avere un andamento positivo, con tassi di crescita avevamo stimato sull'ordine 5-7% all'anno. C'è l'insidia dei nuovi spumanti, cosiddetti generici, i portoghesi che stanno arrivando con i loro vini appunto spumanti, sono molto simili al Prosecco. Noi leghiamo molto e confidiamo molto sul territorio, e qui affiancherei anche il Pinot Grigio, perché anche quello è un altro vitigno iconico che dovremmo far conoscere meglio e di più, ha questa forza che viene percepito come caratteristico per la produzione di questi vini importanti. Un altro tema che lei aveva lanciato, cioè la regolamentazione, cioè i consorzi. Oggi il mercato del vino sta in piedi perché appunto, visto che i consumi non aumentano di tanto, c'è un controllo, diciamo così, regolamentato delle superfici che va a premiare i territori che sono più vocati. Insomma, in assenza di altre cose, nel 2030 si arriva alla liberalizzazione completa, quindi è dopodomani, quindi dobbiamo cercare assolutamente a chi governa questa superficie, e qui entrano in gioco i consorzi. Grazie professor Vasco Boato, adesso noi ci fermiamo un attimo con i consigli del giardino, poi proseguiremo in questa analisi della vendemmia 2019. Autunno, altri fiori. Bisogna cominciare a pensare di togliere le fioriture estive, che ormai sì, ci sarà qualche fiore ma non serve più, e rimpiazzarle con i pansè che vanno bene fino a giugno dopo, non hanno problemi per il freddo, oppure termineranno un po' la fioritura, ma poi a febbraio ripartono ancora fino a maggio-giugno. Allora, un vostro balcone, un vostro terrazzo, un davanzale, prendete il pansè, terriccio composto di terriccio normale per fiori, per invasare, trovate nei vostri fornitori, i garden, ma qui non è che si guardi tanto le distanze, vedete voi, magari mettete tè, così fa più effetto, insomma. Eccoli qua, questi sono grandi fiori, gialli, oppure ci sono quelli fiori piccoli che rimangono più bassi, come vedete la differenza del fiore si vede, sono più tappezzanti questi, anche questi sono belli. Qui ne metto lo stesso 3, solito buco, eccolo qua. Fatta questa operazione, una bella annaffiatura, importante anche perché appunto assorba bene anche il terriccio e la pianta stessa, dopo ogni 2 o 3 giorni date un'occhiata, insomma, se serve ancora. E mi raccomando, cercate di non farlo gocciolare sotto, quindi mettete un sottovaso o un qualcosa, perché altrimenti quello del piano di sotto batte qua. Continuiamo a parlare di vendemmia 2019 in questo incontro organizzato da CIA Venezia. Siamo col coordinatore del settore agricoltura della Regione Veneto, ovvero il dottor Gianluca Fregolent. Nel suo intervento lei ha puntato tutto sulla sostenibilità. Tutti parlano di sostenibilità ambientale, economica, sociale, e noi come regione leader nella produzione del settore vitivinicolo abbiamo voluto fare qualcosa in più, garantire quindi la convivenza degli strati sociali della popolazione con l'attività agricola. Quindi come regione incentivate le famose siepi, ma incentivate anche l'acquisto ad esempio di irrogatori a recupero. Certo, la Regione Veneto è la regione che ha il maggior numero di questi tipi di macchinari e ne abbiamo più di 1000. Senta, ma ci sarà mai una pace tra cittadini e coltivatori? Nel senso che riusciremo a passare quei momenti così critici come ad esempio la richiesta di un referendum, ad esempio a Conegliano, voglio dire? Io ritengo che su questo noi dobbiamo continuare a insistere, a confrontarci e a non sfuggire dal problema. E con il confronto, con la dialettica abbiamo raggiunto un risultato importante con la delibera che abbiamo fatto sulle linee guida, gli indirizzi per la sostenibilità in agricoltura nell'utilizzo dei fitofarmaci, che per noi è un risultato importante, fatto proprio in accordo anche con le associazioni ambientali e ambientalistiche riconosciute a livello nazionale. Insomma, la Regione è sempre al centro per riuscire a creare la mediazione giusta tra le parti.
Sì, perché la Regione ha il ruolo di rappresentare sia gli interessi pubblici sia gli interessi economici del nostro territorio. Adesso noi ci vediamo alle previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli, poi proseguiremo in questo viaggio con la vendemmia 2019. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore avremo una depressione anche piuttosto intensa che si impossesserà un po' di tutto il nostro territorio. Con la depressione, con la bassa pressione arrivano i sistemi perturbati, trovano strada fertile, strada facile e quindi abbiamo un peggioramento sensibile. Proprio per domani ci sarà il massimo di questa fase, sistemi perturbati che scorrono su di noi, una nuvolosità compatta, precipitazioni estese, persistenti anche se qualche piccolo intervallo. Lo scorrimento comunque è abbastanza regolare del sistema perturbato, quindi lunedì ancora un po' di instabilità, martedì le primissime ore e poi abbiamo un paio di giorni di tempo stabile, un piccolo peggioramento e poi ancora tempo più o meno stabile, insomma qualche annuvolamento, qualche brevissima precipitazione. È veramente un tempo tipico di questo, dell'autunno avanzato. Attenzione alle temperature, in quanto avete visto oggi sono scese, abbiamo le massime addirittura non sono andate oltre i 10-11 gradi in pianura, sono piuttosto basse, le massime intorno a 9-10 gradi. Domani cresceranno le massime intorno a 14-15 gradi, aria umida, non per il sole, e le minime ancora intorno ai 10 gradi. Minime 10-11 gradi, massime 14-15 gradi saranno i valori che ci accompagneranno per quasi tutta la settimana. I venti, ecco, con questa situazione dominata, ripeto, da un'area di basse pressioni, avranno provenienza occidentale, quindi aria umida. Per quanto riguarda poi l'Alto Adriatico è previsto mosso, però con modo ondoso in aumento, quindi temporaneamente nel corso di tutta la settimana potrà essere molto mosso. È tutto. Abbiamo il Presidente del Consorzio DOC del Prosecco. Presidente, nel suo intervento ha parlato dell'attività del Consorzio, l'attività di tutela e io dico patatine Pringles. La storia? Queste sono diventate famose ancora di più di quello che erano prima, sono state individuate attraverso l'attività di vigilanza che è uno dei compiti che i consorzi devono appunto effettuare, e in una di queste attività ispezione sono state trovate le patatine che erano al Prosecco. Questo non è ammesso dalla norma e quindi sono state segnalate l'ICQRF che le ha fatte registrare. È un atto importante perché è andato contro una multinazionale e questo è sicuramente un grandissimo risultato. Come sta andando questa annata per il Prosecco? Continuiamo a guadagnarci oppure, come qualcuno dice, ormai il fenomeno così è un po' in fase discendente? I dati che abbiamo nei primi 10 mesi sono relativi a una crescita del circa del 5%. Chi dice che il trend è in decrescita non lo è sicuramente per il Prosecco DOC, che è sempre più amato e più richiesto nel mondo. La cosa che stiamo vedendo è che c'è una minor concentrazione dell'export. Prima i tre paesi principali, Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania, rappresentavano l'80% dell'export. Voi fate anche attività, diciamo così, solidale. Questa è la cosa che mi rende più orgoglioso. L'esperienza di Dogi è un'esperienza bellissima, sono dei veri leoni, e poi la forza, lo spirito che hanno alla fine ti fanno. Non li vedi più come persone che hanno qualche problema, ma li vedi veramente come degli atleti che vogliono assolutamente vincere la partita, ma quello che è certo, quelle persone lì hanno vinto nella vita. Va bene, ringraziamo il Presidente del Consorzio del Prosecco. Adesso noi, proprio perché parliamo di solidarietà e di disabilità, andiamo a vedere invece cosa ha combinato il nostro Giorgio Cecchetto. Batte il tempo col suo sbuffo, il Landini testa calda, batte il tempo della raccolta delle uve per degli speciali vignaioli. Sono i ragazzi di Giorgio Cecchetto che puntualmente ogni tiepido autunno vengono qui lungo la riva del Piave per fare il loro vino.
Lui, l'enologo che prendevano per matto quando andava a salvare vigne che producevano da 50 anni lo storico raboso che gli altri estirpavano, li guida e li accudisce con la stessa passione che lo lega alle sue piante. Ti faccio vedere questo qua. Allora, si prende l'uva sotto, spiegagli bene a lui. Si prende l'uva da sotto, la forbice così, si taglia e si pone giù la cassetta. Un frutto di questa terra fatta di sassi, dove un tempo la miseria si toccava con mano, così come la solidarietà tra la povera gente. Ora i tempi sono profondamente cambiati, ma quel senso di comunità e di condivisione è rimasto e Giorgio ne è un esempio. Ma questo è il 16° anno, sì, da tantissimi anni. Abbiamo visto crescere questi, ci sono arrivati anche altri e vedo che ogni anno vengono con grandissimo piacere a fare questa giornata, ma anche perché imparano cosa c'è dentro un bicchiere di vino. Lui insegna a loro, ma anche questi ragazzi speciali insegnano a tutti noi. Ma ci insegnano a godere dei frutti della natura, come dicevo, è perfetto. Questa è la cosa che noi abbiamo perso purtroppo. Noi viviamo in mezzo a 1000 problemi, perché probabilmente ce li creiamo noi, ma loro li dimenticano tutti, godono nel raccogliere quello che la natura ci dà. Ed è questa l'essenza vera di tutte le cose. E loro ci riportano con i piedi per terra assolutamente. Un vero e proprio rito che si concretizza nelle bottiglie con le etichette personalizzate immancabili nello stand della regione Alvinitali. Cos'è che ti piace fare della vendemmia? Vendemmia tutto. Tutto oppure? Devo fare etichette. L'etichetta ti piace di più? Sì, quello sì. E mi piace. Ma sai anche vendere Alvinitali? Bravo, quello. Sì. Per loro è una festa fondamentalmente, però è importante perché mettono in tasca degli attrezzi per la vita di tutti i giorni. La nostra associazione lavora con progetti di autonomia per dare sempre qualcosa in più a loro e metterli in gioco nelle situazioni normali della vita per loro è fondamentale. Una storia che va oltre la Marca e al Veneto, diventando una storia tutta italiana. Probabilmente lo riproporremo nel momento in cui torneremo al governo, ma io credo che ci debba essere una linea molto precisa, non solamente di sensibilità ma anche di finanziamenti, perché servono le risorse poi per accompagnare questi giovani all'inserimento nella società, anche per dare una mano alle aziende, alle famiglie stesse che hanno questi ragazzi in casa. Ragazzi così speciali da insegnare il mestiere anche a grandi imprenditori esteri del settore. Ma è vero che lei vende i tappi e non ha mai vendemmiato in vita sua? Giusto. E deve imparare? Sì, dai, mi ha insegnato lui. No, ma avevo venduto miliardi di tappi nella mia vita, ma mai vendemmiato. E per la conclusione siamo con il presidente di CIA Nazionali, Dino Scanavino. Senta, lei nelle sue conclusioni veramente ha fatto un 360 gradi per quanto riguarda il vino italiano e non solo. Partiamo da alcuni temi, ad esempio sostenibilità. Cioè la sostenibilità non è un'azione, ma è una serie di azioni condivise tra gli agricoltori e i cittadini che consentono agli agricoltori di coltivare, di produrre e ai cittadini di stare tranquilli. E intanto bisogna iniziare a utilizzare i prodotti chimici solo quando è strettamente necessario, nelle dosi necessarie per combattere i patogeni e le fitopatie. Parliamo di contraffazione. Beh, intanto io ho distinto la contraffazione dall'emulazione. La contraffazione è un reato, va combattuto con tutti i mezzi. Se uno scrive prosecco senza che sia prosecco, quello va debellato. La evocazione, cioè quelli che evocano la italianità, senza peraltro combattere reati, perché in altri paesi dove non sono protette le nostre denominazioni si può fare. A volte tengono il mercato in tensione, cioè quei consumatori attendono di poter comprare quello buono e noi dobbiamo portarglielo producendo di più, perché non avremmo il prodotto per coprire tutto il mercato. Tiriamo un po' le somme di questa serata. Che idea si è fatto di questo territorio, di questa vocazione e di questi vini? Beh, intanto il territorio innamorato della propria terra, operatori, imprenditori innamorati della propria terra, questo è sicuramente il primo elemento del successo. E poi l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla produzione, l'attenzione a che tutto il sistema che produce Prosecco e altri vini possa stare in equilibrio senza perdere la redditività. Grazie al Presidente di CIA, adesso noi invece il nostro futuro è lasciare la linea a Gianni Marini, ai nostri proverbi storici, ai nostri attrezzi agricoli e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, questa è la settimana dove commemoriamo i nostri defunti, i nostri morti, le nostre anime.
ma adesso io ho fatto una sagra, una festa, bisogna ricordarla da un buon folclorista come che facevamo una volta, come che vivevamo una volta, avevamo che tanto più rispetto. E ora, cosa è che vi dico? Sapevi che era CPI di qualche sorte, una volta non che era i mesi di adesso, e da sotto le tombe veniva su un fiato di gas e di notte si vedeva dei fiamme, era qui, era i fuochi fatui, diciamo, e passando davanti ti vedevi questi foghetti, la credenza diceva, mamma, qui sei anime dei morti, e lei diceva, anime sante, anime belle, tenimi lontano da ste fiammelle, tutto il dico lavorà e di notte go sol pregà. Un altro gli era il becca morto, questo personaggio che ciappava il dio grosso del piede e che dava un mersegone e diceva sì, questo è morto, e per quello che chiamava becca morto, perché morsegava il dio di piede, perché poi mansto atresso, questa qua gli era una roba che lo parava sulle nostre chiese e anche in cimitero, mi ricordo, e gli era quello che andava in mosina, paeaneme, sì, e serviva per dire magari una messa che qualche duni non si ricordava delle persone, e ora questi schei qua gli dava il prete e lui diceva una messa per loro. Stavolta invece di dirvi il proverbio solito, vi asso un aneddoto di un personaggio che gli era un poco cattivetto e non si fidava di nessuno. A notte quando andava in letto si metteva sulla tastiera del letto e si bagnava qua sull'acqua santiera con l'acqua santa e diceva in letto me ne vado e l'anima mia che adago a San Duane che dall'amico non mi ingane né di dì e né di notte e neanche in punto di mia morte. Ciao a tutti, ci vedremo! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.